Dalla rapina io e mia moglie non dormiamo più, non so se riaprirò a dirlo. Il barista di origine cinese di Mestre, accoltellato e preso a pugni sabato scorso dal malvivente già preso dalle forze dell'ordine. Omicidio Nardelli, oggi nel corso dell'udienza la testimonianza del medico legale che ha descritto cosa ha ucciso il 32enne veneziano lo scorso agosto nell'ascensore a Mestre. Altro dramma a Chioggia, un 37enne è stato trovato senza vita a bordo del suo barchino, era uscito per pescare come faceva solitamente. Convinto di avere una grave malattia per ripetere le visite mediche gratuite, ha finto di essere malato facendosi ricoverare in diversi ospedali italiani e fornendo false generalità. 55enne veneto smascherato a Catania. Domeniche ecologiche anche in laguna per limitare il traffico acqueo sempre più intenso. Le associazioni veneziane tornano a far sentire la propria voce contro inquinamento e moto ondoso. Sindacati e dipendenti sul piede di guerra per la privatizzazione delle poste, a rischio posti di lavoro e la chiusura di molti uffici del territorio. Calcio, l'Union Clodiense Chioggia batte il Bellune e conquista la Serie C dopo 47 anni con 3 giornate d'anticipo. Grande festa tra i tifosi. Dunque passiamo alle notizie, lo avete sentito in apertura del nostro telegiornale, i titoli ci hanno detto di questa rapina ai danni di un barista cinese colpito, ferito e dice non so se riaprirò il bar. Sentiamo. Preso il violento rapinatore seriale in monopattino, autore di una duplice rapina a Mestre, è un italiano tra i 40 e i 45 anni di origine meridionale, già noto alle forze dell'ordine. Sabato scorso sul suo monopattino con uno scippo tramutatosi in rapina, prima ha causato la rottura dello zigomo sinistro di un motorista in via Piave, poi con la violenta aggressione al bar Tivoli all'angolo tra Corso del Popolo e via Mestrina ha seminato il panico nel cuore della città. Lo scioccante racconto di Michele, il barista accoltellato di origine cinese preso pure a pugni dal malvivente. Lui è entrato in banco, subito tirato fuori il coltello, mi ha attaccato coro, ha fatto così zitto, dopo ho paura, tirato un po' così, no? Adesso ha rotto anche il braccio? No, un po'. Dopo proprio qua ho fatto 3-4 punti di pittura. Il barista accoltellato ci mostra il viso gonfio con gli occhi tumefatti dai pugni e le botte prese anche in faccia. Ha anche gli occhiali comunque sotto no, occhiali no. Ha il viso gonfio, gli occhi sì, gonfi. tumefatti. Fa male. Al momento dell'aggressione il marciapiede pedonale era pieno di gente, ora testimone della rapina. È entrata a pomeriggio, fuori c'è pieno di gente. È la seconda rapina ai danni dello stesso locale da parte dello stesso malvivente, racconta sempre Michele. C'è mia mamma, lui è entrato un'altra volta, però quella volta sono tirato via soldi di casa. 20 giorni di riposo, la prognosi, un tempo che certamente non sarà sufficiente a lenire lo shock e la paura cui da sabato scorso sono prede lui e la moglie, racconta sempre l'aggredito. Abbiamo detto Mestre adesso proprio non è più tranquillo, ho tanta paura adesso. Adesso quando riaprirà l'attività? Non so. Perché adesso io e mia moglie ho tanta paura. Sul fatto ora sentiamo le reazioni delle persone. Una volta hanno rubato, una volta hanno solo distrutto le porte di entrata, cioè una cosa, adesso siamo a pochi passi da qua, siamo qua in via Bissolati e la zona è quella che è, perciò non viviamo bene, credo che nessun cittadino viva bene in queste condizioni. Ricostruisce la spaccata subita un mese fa, la quarta in un anno, il presidente dell'associazione che si occupa degli anziani a 2 passi dalla violenta rapina con coltello di sabato 13 aprile scorso e che si trova nel quartiere Altobello, quartiere da cui con l'associazione Altobello in cammino arriva l'esortazione alla politica a prendere seri provvedimenti contro l'acclamata cronicizzazione criminale presente a Mestre. In una città è questo che bisogna fare, bisogna pensare a poter convivere e comunque mettere in atto tutte le cose che possono reprimere la violenza. Infine timori anche di Cristiano, questo rumeno presentatosi come tale, stabilitosi da ben 10 anni qui a Mestre, con un passato proprio da ladro, come racconta lui stesso. Mi sembra una città un po'
un po' difficile, un po' non sei sicuro qua. Sì, anche se sono straniero, ci capita ogni giorno di non avere sicurezza per bambini, per la moglie, perché ci sono, anche io non è che sono una porta di chiesa, sono stato anche io pregiudicato, però mi sono sistemato, ho preso la strada giusta. Omicidio Nardelli, oggi nel corso dell'udienza la testimonianza del medico legale. È una descrizione minuziosa quella che il medico legale consulente della Procura ha esposto nell'udienza in Corte d'Assise a Venezia per spiegare cosa abbia portato alla morte Lorenzo Nardelli. Il 32enne veneziano, ucciso a mani nude dai due cugini moldavi dopo essere entrato per errore nel loro appartamento a Mestre il 9 agosto scorso. I due, Radu e Marin Rasu, muratori di 32 e 35 anni, sono entrambi accusati del delitto che si consumò all'interno dell'ascensore del condominio, dove la vittima aveva tentato inutilmente di rifugiarsi per fuggire, ma secondo il loro difensore uno dei due non sarebbe colpevole. Noi riteniamo che ci siano elementi per poter dimostrare l'estraneità quantomeno di uno dei miei assistiti. Riteniamo che non vi siano prove che il Rasu Marin abbia dato una collaborazione fattiva all'azione omicidiaria. Cioè lui si è trovato chiuso dentro l'ascensore nel quale è entrato per vedere cosa succedeva, perché il cugino e il morto si stavano picchiando, è entrato dentro questo ascensore per separare, si è trovato chiuso dentro e quindi quello che poi è successo noi riteniamo non sia da imputare a lui. Per quanto riguarda l'altro, noi riteniamo che ci sia tutta una situazione ed un quadro psicologico e probatorio che possano portare anche a un eccesso colposo di legittima difesa, e questo sosterremo. Dalla descrizione del medico legale si evince una violenza inusitata nei confronti della vittima. I due cugini, che erano in preda ai fumi dell'alcol, hanno sempre sostenuto di averlo confuso per un ladro, circostanza che però non ha fatto cambiare l'accusa di omicidio volontario. La prossima udienza si terrà il 13 maggio, quando a parlare saranno proprio i due imputati. A Chioggia adesso, dove un 37enne è stato trovato privo di vita a bordo del suo barchino. Colto da improvviso malore che non gli ha lasciato scampo, Nicola Bellemo di Sant'Anna di Chioggia aveva soltanto 37 anni. A trovarlo privo di vita a bordo del suo barchino i genitori con cui abitava domenica pomeriggio tra lo strazio e un incommensurabile dolore. Nicola era uscito al mattino in barca per una gita in barena, si presume in solitaria, non lontano da Cabianca. Non vedendolo tornare per pranzo, i familiari si sono dunque allarmati e hanno deciso di chiamare i soccorsi. Dopo brevi ricerche, il barchino del figlio è stato rintracciato attraverso gli strumenti tecnologici a disposizione. Purtroppo per il 37enne non c'era però più niente da fare, era riverso all'interno del barchino, privo di vita. Il corpo è stato quindi portato in una cella mortuaria all'ospedale di Chioggia. Fingeva di essere malato facendosi ricoverare in diversi ospedali italiani e fornendo false generalità. Un 55enne veneto è stato smascherato a Catania. Convinto di essere gravemente malato, un 55enne veneto avrebbe finto di stare male per poter ripetere continuamente esami e visite mediche gratuite, arrivando anche a farsi ricoverare in diversi ospedali italiani, fornendo false generalità. Grosseto, Chieti, Venezia, Cremona e Parma le strutture in cui si è recato. Dopo l'ultimo ricovero nell'ospedale di Caltagirone in Sicilia, lo scorso novembre è stata avviata l'indagine e il 55enne denunciato successivamente dagli uomini della questura di Catania per sostituzione di persona. Vistosi scoperto dal personale medico, infatti, in evidente stato di imbarazzo, l'uomo a quel punto è fuggito senza spiegazioni, ma gli agenti, informati dei fatti, sono poi riusciti a identificarlo scoprendo che era già stato denunciato per fatti analoghi. Il reato di sostituzione di persona prevede in caso di condanna la pena di 1 anno di reclusione. Cambiamo argomento, domeniche ecologiche anche in laguna per limitare il traffico acqueo sempre più intenso, la protesta delle associazioni contro il moto ondoso. Per almeno un'ora a Venezia non c'è stato moto ondoso, perlomeno sul bacino di San Marco, festosamente occupato da un corteo di imbarcazioni promosso dalle associazioni del mondo della voga, della vela e del motore unite nel gruppo Insieme per sensibilizzare contro lo smog e il moto ondoso in laguna.
Poco prima, col sole a picco di mezzogiorno, le caorline della Canottieri Giudecca vengono calate in acqua, pronte a salpare alla volta del bacino di San Marco. Contemporaneamente la stessa scena si sta ripetendo in vari punti della laguna. Dalla sponda mestrina a quella lidense, decine di imbarcazioni di vario genere stanno convergendo verso il cuore di Venezia. Ciao, la barca è molto bella, guarda. Ciao, e buona manifestazione. Quello in bacino è l'appuntamento culminante di Gera Ora, l'Open Day promosso dalle 41 associazioni che fanno capo al gruppo Insieme. La data scelta non è casuale, è l'ultima domenica ecologica programmata per le città di terraferma. La proposta di oggi appunto era certamente sensibilizzare la cittadinanza, ma anche lanciare un ulteriore richiamo di aiuto alla pubblica amministrazione perché istituisca una giornata ecologica anche nell'ambiente lagunare. In effetti è una cosa che si fa per le automobili, mentre qua non si è mai fatto per le imbarcazioni a motore. No, però modulando bene orari e giorni ci si può arrivare, noi siamo convinti. Quella al mercato di Rialto è stata l'ultima tappa di una giornata con eventi anche in Fondamente 9 a Punta San Giuliano o alle Zattere, dove nella storica sede della Reale Società Canottieri Bucintoro è intervenuta Deborah Onisto in qualità di presidente della quarta commissione consiliare, impegnata in prima persona a dare una risposta al motondoso. Non servono solo controlli, serve un'educazione importante per la tutela di questa città, e poi ci sarà una serie di azioni che dovrà fare anche l'amministrazione, sarà la viabilità, sarà mettere mano alle domeniche ecologiche come ci chiede adesso il gruppo. Insomma, tanti piccoli tasselli che ci permettono di arginare questo fenomeno. Nella giornata c'è stato anche spazio al ricordo di Riccardo Nardin, tragicamente scomparso a 27 anni in un incidente in barca la notte del Redentore, una tragedia che ha aperto ad una seria riflessione sulla gestione dell'enorme traffico acqueo che si sviluppa in quell'occasione. Rimaniamo in laguna perché è emergenza smog per i canali. La centralina del Rio Novo è quella che ha i dati di NO2 più alti non solo di Venezia ma di tutto il Veneto, ma le altre sono nettamente più inferiori rispetto a questa, quindi un problema della qualità dell'aria a Venezia c'è e bisogna affrontarlo indipendentemente da quello che dice la legge, è la salute dei cittadini. Non ci sono unicamente problemi e danni da motondoso. La regolamentazione dell'intensissimo traffico che attraversa Venezia è ritenuta necessaria dalle associazioni di Voga e di Vela e non solo, anche per limitare l'inquinamento atmosferico. L'altro posto che andrebbe attenzionato è il canale di Canareggio. Lei sa che le merci arrivano prevalentemente da lì. Noi avevamo posizionato una nostra centralina alla scuola Algarotti e lì è, secondo me, una situazione paragonabile se non più preoccupante rispetto a Rio Novo, perché arrivano tutte le barche a motore che portano le merci a Venezia, alla terraferma. Oltre ad indire domeniche ecologiche, come avviene per le automobili in terraferma, la richiesta è di ampliare il monitoraggio della qualità dell'aria a Venezia. La centralina di fondo, che è quella di Saccafisola, è una centralina di fondo per modo di dire, cioè è situata in un posto che è vicino a 75 imbarcazioni dell'AMA, del Veritas, che partiranno la mattina a un certo punto, quindi a PM10 molto alti, e a tutta la zona di carico-scarico in scoasse di Saccafisola. Quindi non fai un fondo, fai una visione di un traffico particolare, il traffico dei scoasse. Sindacati e dipendenti sul piede di guerra per la privatizzazione delle poste, a rischio posti di lavoro e la chiusura di molti uffici del territorio. Noi abbiamo circa 976 uffici postali, 45 centri di recapito, 99 uffici di zona di recapito, 7 centri logistici di smistamento, per un totale di dipendenti di circa 8.200 dipendenti in Veneto. Sono i numeri di Poste Italiane nella nostra regione che rischiano di cambiare drasticamente con la privatizzazione attraverso le manovre messe in campo dal governo. Si parla di cedere le quote che sono oggi in mano al Ministero di Economia e Finanza e noi siamo completamente contrari a questa impostazione perché è diseconomica come scelta, in quanto questa è un'azienda che garantisce margini di redditività che non sono in linea con quella che sarebbe quello che loro recuperano con una sola vendita. Ma se da un lato il governo si troverebbe a risparmiare, dall'altro affronterebbe una perdita.
Si vogliono recuperare questi 4 miliardi per abbattere un po' il debito, che è molto alto. Si pensa che così, insomma, si possa ottenere anche una maggiore, diciamo, efficacia ed efficienza del sistema. In realtà purtroppo, affidandosi ai mercati, sarà sempre più necessario ridurre i costi fissi e quindi ridurre uffici e dipendenti, e facendo così si riduce anche la grande forza di Poste Italiane, che è il radicamento nel territorio. I sindacati hanno chiesto un incontro al MEF, ma ancora non è arrivata risposta e il rischio di chiusura di determinati uffici è alto. L'azienda ha già razionalizzato molti uffici postali dopo il Covid, parliamo ad oggi di messa a rischio di quasi 300 uffici postali in tutta la regione del Veneto, principalmente uffici piccoli nelle comunità montane e nelle comunità più desolate, che corrono il rischio di non offrire più servizio non solo agli anziani ma a tutta la popolazione. I dipendenti sono pronti a mobilitarsi e il 18 maggio ci sarà una manifestazione a Venezia in segno di protesta, mentre si attende risposta anche dalla Regione. Andiamo a Venezia perché è in astri di partenza la 60ª edizione della Biennale. Per la Biennale il dispositivo di sicurezza è stato elevato ai massimi livelli, individuazione di obiettivi sensibili che includono anche padiglioni di determinati paesi e aumento di militari e forze dell'ordine. Il prefetto di Venezia Darko Pellos ne ha parlato a margine della preview dell'esposizione internazionale d'arte contemporanea Forte Marghera, dove sono in mostra ceramiche di Edda Guidi realizzate tra gli anni 60 e 70. Una seconda esposizione di sue opere recenti è invece ospitata ai giardini della Biennale. Diciamo che sono giorni faticosi perché chiaramente la città è vissuta dal mondo intero ed è una vetrina non solo per noi stessi ma per tutto il paese, per cui l'Italia per adesso possiamo dire può essere fiera di Venezia. Stiamo facendo una bella figura noi, tra l'altro nello stesso periodo c'è il Vinitaly e c'è anche la settimana del design a Milano, siamo molto contenti, per cui c'è un'integrazione di persone. Se la Biennale è utile, se Venezia è utile per questo, siamo ben contenti, il paese fa sistema. Il primo atto della Biennale è stato aperto dal presidente Pietrangelo Buttafuoco assieme al curatore della rassegna Adriano Pedrosa. Dal titolo Stranieri ovunque, la 60ª esposizione internazionale d'arte sarà aperta al pubblico da sabato 20 aprile a domenica 24 novembre ai Giardini e all'Arsenale. Adesso lo sport, perché il Chioggia torna in Serie C dopo oltre 40 anni dall'ultima volta. A deciderlo la vittoria fuori casa per 2-1 contro le Dolomiti bellunesi. A 3 giornate dal termine del gruppo C, l'Union Clodiense sbarca dunque tra i professionisti. Il presidente Ivano Boscolo Bielo aveva esteso un caloroso invito a tutti i cittadini per la stessa domenica, ieri sera alle 21, nello stadio Aldo Edino Ballarin per i festeggiamenti preliminari e un saluto ai giocatori cui fanno riferimento proprio queste ultime immagini. Non mi resta che lasciarvi al meteo e augurarvi una buona serata. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave. Bentrovati al meteo. Anticiclone sempre più debole, l'instabilità si estende un po' a tutto il nostro territorio. Vediamo il dettaglio di martedì 16 aprile. Sul Veneto al mattino sarà più asciutto in pianura, mentre sui rilievi avremo qualche pioggia. Col passare delle ore fenomeni via via un po' dappertutto e localmente anche intensi. Le temperature saranno in calo, minime tra 10 e 13 gradi, massime sui 16-23 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui qualche schiarita inizialmente, a seguire precipitazioni via via più diffuse, localmente anche forti. Temperature minime tra 7 e 13 gradi, massime intorno ai 19-21 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato in mattinata, poi rovesci un po' ovunque. Temperature minime sui 12 gradi, massime sui 24 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave.